Ultimo impegno organizzativo della stagione per la polisportiva Mille Luci Ciclismo di Casalguidi con la gincana organizzata a Serravalle Pistoiese in collaborazione con la locale Proloco. Una gincana che ha visto al via davvero tanti ragazzi della categoria giovanissimi, un grande successo organizzativo che va a chiudere una stagione fatta davvero di grandi numeri per questa società del presidente Ugo Ginanni, che ancora una volta si conferma grande società organizzatrice sotto tutti i punti di vista, con ben 10 corse all'attivo quest'anno. Un successo, un grande riconoscimento e sicuramente un grazie va a tutta la Proloco di Serravalle Pistoiese dalla Polisportiva Mille Luci Ciclismo di Casalguidi, perché questa gincana, giunta alla quarta edizione, è possibile anche grazie soprattutto al contributo della locale Proloco. A questo punto non ci resta che andare a sentire le interviste degli ospiti presenti. Siamo con il presidente della Proloco di Serravalle Pistoiese, Marco Romani. Allora, presidente, una bella gara, una bella organizzazione, vedo tante persone, tanti bambini. Ormai quanti anni è che fate questa gara qui a Serravalle? 4 anni mi sembra, sì, 4 anni. Interessante, la cosa interessante perché vedere questi figlioli così entusiasti, poi c'è una competizione, loro si danno tutto. Non si aveva questa voglia noi. Alla nostra età forse evidentemente non avevamo i maesi, altre strade si faceva, però vedo che questi giovani veramente è una cosa bella. Presidente, questa gara viene fatta nell'ambito, questo è il presidente naturalmente della Proloco, ma viene fatta nell'ambito che festeggiate qualcosa qui a Serravalle? Dunque, sono nell'ambito dei festeggiamenti patronali San Ludovico, patrono del comune Serravalle, come noi tutti gli anni per tradizione, noi siamo così, ma comunque è già il 705esimo anno che viene festeggiato questo patrono, quindi è un impegno non indifferente per noi e per chi verrà, perché insomma le cose devono anche continuare. Dunque siete impegnati nei festeggiamenti, in questa gara, dunque soddisfatti, e l'appuntamento al prossimo anno? Indubbiamente, siamo soddisfatti per la presenza massiccia di questi, nonostante il caldo, anche se insomma i momenti di crisi ci sono, però vedo che insomma è bello, via, non sapremo definire la piazza così. Ecco. Grazie a tutti perché è meraviglioso. Renzo Mochi, sindaco di Serravalle Pistoiese. Sindaco, nonostante si faccia le corse nella zona Casalguidi, Cantagrillo, anche Serravalle ha la sua corsa. Sì, questa è veramente una bella manifestazione, organizzata magnificamente, con serietà, come ha avuto appunto modo di parlare prima il presidente Ginanni, perché le cose vanno fatte sempre seriamente, anche se si tratta di ragazzi. E questo secondo me è una bella cosa, perché quando si porta a correre ragazzi, tanti numerosi, al Castello di Serravalle è sempre positivo. L'amministrazione comunale naturalmente è sensibile a queste iniziative. Ma noi siamo di un'amministrazione che solitamente abbiamo sempre sostenuto le iniziative sportive del nostro comune. Ora purtroppo faremo il possibile, però la situazione sapete voi com'è, le nuove leggi per le sponsorizzazioni hanno penalizzato soprattutto gli organizzatori che lavorano tanto a queste manifestazioni e si sono trovati anche loro in grande difficoltà. Però è una difficoltà comune e vedremo in qualche modo di poterla superare, perché non è una cosa da poco. Di solito il sindaco quando c'è le corse in linea è sempre dietro in moto a seguire questi ragazzi. Oggi li segue così da vicino. Sì, io anche perché abito qui vicino, ho visto la Trevalli Varesine alla televisione prima e sono venuto a vedere queste cose. A me mi garba il ciclismo, mi piace parecchio, indipendentemente dalla carica di sindaco, quindi anche quando non sarò più sindaco lo seguirò perché mi piace. Ecco. Domizio Spadi, vicepresidente della Federazione Ciclistica Italiana per quanto concerne la provincia di Pistoia, presente a Serravalle a vedere i bambini, Domizio. Sì, a vedere questa gara, questa magnifica gara, diciamo, di giovanissimi, una gincana organizzata in un posto stupendo, in un posto forse tra i migliori della nostra zona, perché il comune di Serravalle ha anche questo,
un paesaggio medievale che è invidiabile da tanti. Il percorso è carino, tutti gli anni è un ottimo successo, Mille Luci merita questo ed altro perché si dà da fare tutto l'anno e naturalmente merita questo successo. Per il Comitato Regionale Toscano della Federazione Ciclistica Italiana, Lido Pisaneschi. Lido, anche tu qui a Serravalle a vedere questa gara di bambini che è una cosa stupenda. Sì, vorrei dire una cosa sola. Per prima cosa vorrei dire che il mondialito della Gincana l'ha inventato il sottoscritto, di conseguenza non potevo mancare a questa manifestazione, perché sono manifestazioni che a me poi fra l'altro piacciono, perché diciamo qui il bimbo ci si diverte, non gareggia ma non gareggia, ci si diverte più che altro. Ecco, a me mi piace vedere bimbi divertissimi, no quell'agonismo spietato che c'è anche nei giovanissimi nelle gare su strada. Ecco, a me mi piace e sono venuto apposta perché, come ho detto, prima di tutto è una manifestazione che l'ho ideata io personalmente insieme al Mille Luci e non potevo mancare a questa manifestazione. Dunque bisogna fare un grande elogio al Lido e alla Polisportiva Mille Luci. No, io direi alla Polisportiva Mille Luci più che altro, perché qui a vedere come hanno organizzato qui è impeccabile l'organizzazione, di conseguenza la Mille Luci merita proprio un merito di elogio e diciamo, non so come dire, però è una società che diciamo, è all'altezza dell'organizzazione, una società anziana, una società in cui è anziana, però c'è anche dei giovani che hanno diciamo, delle motivazioni ancora di più per far sì che il ciclismo migliori. Ugo Ginenni, presidente della Polisportiva Mille Luci Ciclismo di Casalguidi. Ugo, tutti ti hanno fatto gli elogi, sia il presidente della Proloco sia il sindaco, per la bella riuscita di questa manifestazione. Ma io credo che qui è il terzo anno che si fa e tutti gli anni si è cercato di migliorare. Io credo che se si lavora con serietà e con bambini bisogna lavorare con serietà e con onestà, perché a bambini non si può fare degli spreci, i bambini vanno tirati su in un certo modo e quindi credo che tutti gli anni si possa migliorare e noi tutti gli anni cerchiamo di fare un passettino in più e vedo che i risultati ci sono, ecco. Senti Ugo, avete organizzato tantissime corse quest'anno, veramente una cosa eccezionale, perché avete fatto cronometro, avete fatto tutto, cronoscalata, avete fatto tutto un monte di corse. Ora sarà finita oppure ce ne sono ancora delle altre? No, io mi sono premesso che oggi questa è l'ultima della stagione, perché non ci si fa più, si è organizzato 10 gare e quindi bisogna anche tirare un po' poi c'è anche un po' di lavoro da fare e quindi c'è la famiglia, ma non soltanto io, un po' tutti, consiglieri e anche amici e passionisti. Credo che si sia al limite ora, è bene tirare un po' i remi in barca, ecco, siamo stanchi. Insomma, un'annata positiva per la Polisportiva Mille Luci? Credo di sì, sia con l'organizzazione di tutte le gare e con le vittorie, anche perché siamo, credo, fra i primi in Italia, anche a numero di vittorie e quindi siamo soddisfatti e crediamo che gli sponsor, gli amici sponsor, che siano contenti anche loro e questo credo che li ripaghi e ci ripaghi anche noi, ecco. E un grazie a tutti, alla stampa, alla televisione, a tutti. E ho da ringraziare dalle amministrazioni, alla Proloco, insomma a tutti che ci ha dato una mano in tutto l'anno. Come diceva il presidente Romani, il presidente della Proloco, appuntamento al prossimo anno. Io credo siamo creati un'amicizia e credo che ce la facciano riorganizzare e noi la organizziamo volentieri, ecco.